Museo del Cavallino della Giara è suddiviso in 3 sezioni. Una sezione etnografica che ci racconta la storia della popolazione locale con un riferimento a quello che è l'anno agricolo e l'anno lavorativo. Un'altra sezione è dedicata al Cavallino della Giara e alla Giara e ci racconta l'origine del cavallo, il suo sviluppo nel tempo, il suo arrivo in Sardegna fino ad arrivare al suo utilizzo recente. L'altra sezione del museo è per tutta una serie di attività didattiche legate al riciclo, con la carta, con il legno, con i tessuti e con l'argilla. I laboratori che spingiamo un po' di più sono quelli legati al riciclo della carta ciclo, nel corso del quale i bambini possono realizzare dei fogli di carta riciclata partendo dalla creazione di piccoli fogli riciclati fino alla realizzazione di un taccuino che poi possono portare a casa. Durante le visite al museo cerchiamo sempre di avere un dialogo con i visitatori e quindi abbiamo un percorso strutturato con gli indovina che cos'è. Per esempio nelle mie mani ne ho uno, pistone che fa il su e giù, e questa è una delle domande classiche dove chiediamo ai visitatori indovina che cos'è. Per scoprirlo vi aspettiamo al museo e vedere se riuscite ad indovinare che cos'è questo stranissimo oggetto che abbiamo messo a massaglio.